Buongiorno in diretta con Focus TG. Partiamo da un lutto nel mondo del calcio, una notizia pubblicata poco fa dalla prima pagina del Gazzettino. Alberto Fantin trovato morto in casa, aveva 37 anni, nel 2018 era stato premiato come miglior arbitro del Veneto, una notizia che arriva da Campodarsego, per ora non si hanno altri particolari. L'incidente mortale di martedì sera lungo la statale del Santo a Loreggia sulla morte dei due muratori dell'azienda edile di Castello di Godego, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta. È stato iscritto nel registro degli indagati il camionista di 58 anni residente a Vigo d'Arzere alla guida del tir coinvolto nel tragico incidente di martedì sera lungo la strada regionale 308 a Loreggia. Sullo scontro frontale tra il mezzo pesante e un furgone con 3 muratori a bordo, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo aver disposto il sequestro dei mezzi. Erano le 19 di martedì quando il furgone, che stava rientrando verso la sede dell'azienda Luison di Castello di Godego, ha invaso la carreggiata opposta finendo contro il mezzo pesante. Morti sul colpo Bayram Bayramowski, 52 anni, macedone di San Zenone degli Ezzelini, e Fuat Etemovski, 64 anni, macedone residente a Crespano di Pieve del Grappa. Ferito gravemente anche il 58enne di Meolo che viaggiava con loro e il conducente del camion. Un malore, una distrazione. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della Federazione e della Polizia Locale del Campo San Pierese. Intanto a San Zenone e a Crespano di Pieve del Grappa è calato il dolore. Bayramowski era molto conosciuto da tutti in paese. Il figlio, fuori da microfoni e telecamere, parla di un papà buono e gran lavoratore. Gli amici del bar lo ricordano con grande affetto. Mi dispiace che un uomo bravissimo, guarda, veramente, sai, siamo stati in Natale, siamo fatti scherzare, ridere con amici. Era conosciuto come un bravo cuoco in Macedonia, poi i matrimoni per fare i dolci, tutto, e veramente abbiamo perso una persona molto importante, veramente non ce l'aspettavamo, siamo stati tutti scioccati. Da qualche anno era dipendente della Luison, amava il divertimento, il caffè e 4 chiacchiere con gli amici tutti i fine settimana. Una persona squisita perché anche era grande, sembrava un maciste, però è una persona tranquilla, buona, proprio di animo. È una perdita molto grande per il gruppo dei macedoni che ci sono a San Zenone. Si stringono in un triste silenzio gli amici e i parenti di Fuat Etemovski, che si sono riuniti nella casa che il 64enne condivideva con la moglie a Crespano. Etemovski lavorava solo da qualche mese per l'impresa di Castello di Godego, un destino fatale. Non appena le indagini sul terribile incidente stradale saranno concluse e l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta, i corpi di Bayramowski e di Etemovski saranno portati a casa nella loro Macedonia per la sepoltura. Dolore e cordoglio anche a San Zenone e a Pieve del Grappa, dove vivevano le due vittime di questo spaventoso incidente. Sono morti mentre stavano rincasando dopo una giornata di lavoro a bordo di un furgone dell'impresa edile Luison di Castello di Godego, di cui erano dipendenti, una strada che avevano percorso decine di volte. Martedì sera è stata l'ultima per Bayram Bayramowski, 52enne residente a San Zenone degli Ezzelini, e Fuat Etemovski, 64 anni, che viveva a Pieve del Grappa. Lungo la maledetta 308, la nuova strada del Santo tra Resane e Loreggia, i due di origine macedone si sono scontrati frontalmente contro un camion condotto da un 58enne di Limena. Con loro in furgone un terzo uomo, 58 anni, bosniaco, che abita nel Veneziano. Per i due non c'è stato nulla da fare, mentre sono rimasti feriti il collega e il camionista. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione il conducente del van avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, sbandando più volte prima di invadere l'opposta corsia di marcia e collidere violentemente contro il mezzo pesante. Oggi a San Zenone e a Crespano di Pieve del Grappa è calato il dolore. Bayramowski era molto conosciuto da tutti in paese. Il figlio, fuori dai microfoni e telecamere, parla di un papà buono e gran lavoratore. Gli amici del bar lo ricordano con grande affetto. Mi dispiace che un uomo
Bravissimo, guarda, veramente, sai, siamo stati in Natale, siamo fatti scherzare, ridere con amici. Era conosciuto come un bravo cuoco in Macedonia, poi i matrimoni per fare i dolci, tutto, e veramente abbiamo perso una persona molto importante, veramente non ce l'aspettavamo, siamo stati tutti scioccati. Da qualche anno era dipendente del Luison, amava il divertimento, il caffè e 4 chiacchiere con gli amici tutti i fine settimana. Una persona squisita perché anche era grande, sembrava un maciste, però è una persona tranquilla, buona, proprio di animo. È una perdita molto grande per il gruppo dei macedoni che ci sono a San Zenone. Si stringono in un triste silenzio invece gli amici e i parenti di Fouad Temovsky, che si sono riuniti nella casa che il 64enne condivideva con la moglie a Crespano. Sono distrutti e Temovsky lavorava solo da qualche mese per la Luison di Castello di Godego, un destino fatale. Non appena le indagini del terribile incidente stradale saranno concluse e l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta, i corpi di Bayramovsky e di Temovsky saranno portati a casa nella loro Macedonia per la sepoltura. Stesse reazioni in 2 servizi diversi. Vanessa Banzato. Vediamo adesso il processo per i PFAS, il processo Miteni. C'è l'ultima udienza delle parti civili, si discutono le istanze delle mamme no PFAS. Per noi in tribunale a Vicenza Luisa Bertini e Simone Squarcina. Siamo davanti al Tribunale di Vicenza, processo PFAS Miteni in corso. Oggi si discutono le istanze delle mamme no PFAS tra le 300 parti civili costituite nel procedimento. Sono in compagnia con 2 di loro, Michela Piccoli, che saluto e ringrazio, e Patrizia Zuccato. Dunque, voi che cosa vi aspettate? Quali sono le aspettative e che cosa vorreste? Dunque, le aspettative nostre sono innanzitutto una sentenza esemplare per quanto riguarda questo processo. Parlavamo proprio stamattina che siamo partite a novembre del 2019 con la prima udienza, siamo a marzo 2025. Ovviamente l'inquinamento è stato fatto, l'inquinamento ha già fatto dei danni gravissimi. E noi siamo qua per sostenere i nostri avvocati e a rappresentare un po' tutti i cittadini che sono stati coinvolti in questo grave fatto di inquinamento. È ovvio che quello che chiediamo noi in questo momento, oltre a una sentenza esemplare per quanto riguarda il processo, è che finalmente in Italia ci sia una legge che possa vietare la produzione e il consumo di queste sostanze inquinanti, sostanze eterne, sostanze che non devono più esistere. Non deve più esserci la produzione e l'utilizzo di queste sostanze. Ovviamente ormai quello che è stato fatto, però il nostro fine ultimo in questo momento è quello di arrivare a una legge italiana. Ecco, questa è una delle richieste, perché in realtà si chiede anche la bonifica. Questo è stato un processo anche mediaticamente molto sentito, proprio per l'attività di sensibilizzazione che voi avete svolto anche nel territorio, anche coinvolgendo le scuole. Quindi per quanto riguarda la bonifica? Per quanto riguarda la bonifica è il nostro obiettivo principale. È chiaro che da tutte queste udienze emerge che hanno inquinato e sapevano di inquinare. Per cui chi sapeva di inquinare adesso deve riparare al danno, non solo economicamente, ma anche materialmente si deve impegnare a bonificare il sito Miteni. Inoltre servono delle leggi più stringenti. L'Italia è il paese più inquinato al mondo e non ha ancora emesso nessuna legge che vieti la produzione dei FAS. Per cui queste cose devono essere fatte il più presto possibile, siamo stanchi di aspettare. Ecco, ricordo che la sentenza è attesa per fine della primavera. Ricordo anche che lo scorso 13 febbraio i pubblici ministeri qui alla Corte d'Assise di Vicenza hanno formulato le richieste di pena per i 15 imputati, 9 dei 15 imputati. Il totale delle condanne richieste è stato di 121 anni e 6 mesi di carcere. Io ringrazio le nostre ospiti per essere state con noi. Andiamo avanti con i titoli del Corriere del Veneto, un'intervista alla figlia di Elena Altamira che decise di morire in seguito a una malattia
che non le lasciava scampo, era andata in Svizzera, la scelta di morire, dice la figlia, partendo per la Svizzera ci disse: se mi amate lasciatemi andare. Prosecco e dazi, il 75% venduto in America, a rischio anche il Pinot Grigio e l'Amarone. Il 2 aprile scattano i dazi di Donald Trump, salari bassi, produttività in calo, il lavoro povero sfianca i veneti, un'inchiesta del Corriere del Veneto. La rincorsa globale alle terre rare, l'Europa investe sul riciclo e punta su un'azienda di Padova. E poi il killer del tabaccaio incastrato dal DNA a Jesolo, il killer incastrato dal DNA del figlio, la telefonata alla moglie per l'alibi. Il caso della lametta nel pane e nella frutta variata, e il caso anche della frutta variata nella mensa scolastica di Campo San Martino nel Padovano. Ieri l'incontro con la ditta, i genitori che hanno parlato anche con il sindaco. Sentiamo. La ditta di ristorazione Kamst è il panificio fornitore del pane dove è stata ritrovata la lametta sotto la lente di ingrandimento dell'USL dopo quanto è accaduto nella mensa della scuola primaria Marconi di Campo San Martino. Ieri c'è stato un incontro tra l'amministrazione comunale, la dirigenza scolastica, i genitori, i rappresentanti del comitato mensa e tre incaricati della ditta di ristorazione bolognese che ha l'appalto del servizio. Il sindaco ha confermato che l'USL 6 ha già effettuato un sopralluogo a scuola e nella sede della Kamst, mentre è prevista un'ispezione dell'USL 2 nel Trevigiano, dove c'è la sede del panificio che fornisce i prodotti da forno, panificio che è stato immediatamente sospeso dopo il ritrovamento della lametta nella mollica del pane. Durante l'incontro è stato richiesto che possano impegnarsi a valutare di selezionare un altro panificio che possa usare il metal detector, requisito non obbligatorio per normativa. A giugno il contratto con la Kamst scade e quindi ci potrebbe essere una revisione dell'appalto. Intanto, dopo le rassicurazioni ricevute, è terminato ieri lo sciopero del cibo messo in atto dalle classi prima, seconda, terza e quarta. Vice di Valentina Visentina. Adesso andiamo a Marghera in diretta da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, perché il sagrato di una chiesa si è trasformato in un dormitorio a cielo aperto. A te, Anna Maria. Eccoci in onda in diretta dal sagrato della chiesa di Sant'Antonio di Marghera in via Egidio Gelain, di fronte al municipio, diventato un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. Vediamo con le immagini di Sandro Ponchio le coperte stese lungo la ringhiera, così i vestiti, e dietro alle coperte, ai vestiti e ai sacchi a pelo c'è una persona che sta dormendo. Una delle 7 persone senza fissa dimora che hanno occupato più o meno pacificamente la struttura da circa una quindicina di giorni. Si tratta di un signore di origine egiziana e anche di altri italiani, e così con loro altre 3 donne. Sono persone che normalmente sono dedite al consumo di sostanze stupefacenti, così lo stesso Ibrahim, uno di loro con cui abbiamo parlato poco fa, e che quindi hanno bisogno anche di un'assistenza non soltanto per trovare una casa, ma anche per questa vera e propria emergenza sociale. Oggi ci sarebbe dovuto essere un incontro tra i volontari e i servizi sociali con il parroco della chiesa Sant'Antonio, Don Mauro Aiez, che è saltato, incontro che doveva tenersi anche domenica prossima, che è saltato, e quindi la paura dei residenti, soprattutto delle persone anziane che si trovano costrette a passare proprio lungo il sagrato. Ricordiamo che siamo proprio a 2 passi dal centro di Marghera, di fronte ci sono i giardinetti e il municipio di Marghera. Le persone anziane, dicevo, si dicono preoccupate, hanno paura, perché poi anche queste persone che sostano qua e bivaccano, quando hanno necessità di trovare i soldi per una dose, non vendono soltanto quello di cui dispongono, ma sono anche autori
di minacce e anche furti alle persone che passano. Così ci ha detto proprio una delle persone che è stata minacciata con una siringa appena utilizzata soltanto un paio di giorni fa. Un problema dunque di cui il parroco si trova a gestire questa questione da solo, più o meno, con i volontari delle parrocchie, e che ancora non ha trovato una soluzione. Da Marghera è tutto, la linea torna a San Biagio, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Adesso andiamo in diretta a Mogliano Veneto, dove è in corso una settimana organizzata da Confindustria Veneto Est sulla sostenibilità. Cristian Arboit con la presidente Paola Carrona. A te Cristian. Buongiorno direttore, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Settimana della sostenibilità, ospiti importanti, temi di estrema attualità. È in corso proprio in questi minuti un convegno con i sindaci di Treviso, Torino, Milano sul patto dei sindaci, un patto che era stato lanciato un anno fa e che oggi viene rinsaldato. Qual è il fronte? Il fronte è quello dell'inquinamento in Val Padana, un'emergenza sempre più seria, dicono i primi cittadini, che ha bisogno di nuovi strumenti, di nuovi finanziamenti. Da qui l'appello. Sul tema si è espresso in maniera molto netta il sindaco di Treviso, presidente ANCI Mario Conte, che dice una cosa specifica: qui non servono, dice, soldi per il riarmo, ma per la transizione ecologica. Queste le parole di Mario Conte. Intanto c'è stata una grande azione di sensibilizzazione nei confronti di tutti i comuni, piccoli o grandi che siano, perché qui l'impegno deve essere comune, quindi uniti nella stessa direzione. Agire a macchia di leopardo quando si parla di aspetti ambientali serve francamente a poco. O c'è un movimento condiviso e coeso e soprattutto una condivisione di buone pratiche, altrimenti il risultato è poco efficace. E poi il dialogo col Ministero è costante. Ovviamente non abbiamo ancora ottenuto le risorse di cui chiediamo, però abbiamo cominciato ad approfondire in modo importante le tematiche e a far capire l'importanza di queste iniziative. Piuttosto che investire sulle armi, io investirei francamente sulle politiche ambientali. Se noi contiamo anche i malati e le vittime da danni causati dall'inquinamento, la possiamo paragonare a una guerra, quindi è una forma di difesa anche quello. Politiche ambientali per me sono prima della difesa e prima dell'acquisto di armi. Temete che vengano ridotti i finanziamenti? Faremo di tutto perché questo non avvenga, cioè l'interesse dei cittadini è quello di migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente, è una forma di autodifesa da un punto di vista sanitario. Insomma, parole nette, transizione ecologica in primo piano. Ne hanno parlato poi Beppe Sala e il sindaco di Torino Lorusso, li sentirete nel corso dei nostri telegiornali. Il momento comunque è cruciale, le stesse imprese del territorio sono impegnate sul fronte della transizione ecologica. Confindustria Veneto Est è la seconda territoriale in Italia, dopo Assolombarda, rappresenta 5.000 industrie del territorio. Siamo un po' a un punto di svolta, Presidente Carron, voi chiedete degli impegni precisi al Governo. Sì, stiamo vivendo chiaramente una fase di transizione non solo legata alla sostenibilità ma anche legata alla transizione digitale. Questo richiede un maggiore impegno da parte delle imprese che devono fare investimenti per essere sempre rimanere competitivi su questi temi. Ovvio che abbiamo bisogno di sostegno da parte del governo ma anche a livello europeo per sostenere le industrie che generano valore, non dobbiamo dimenticarlo. Quindi i temi legati alla sostenibilità sono sì importanti, vanno chiaramente delineate le modalità, i tempi, ma gli obiettivi restano chiari per le nostre aziende raggiungere gli obiettivi prefissati. E in questo scenario si inserisce tutto il dibattito sul Green Deal. Lei dice bene, le ultime determinazioni da parte dell'Europa, si è un po' raffreddato, diciamo, il clima dopo le tensioni dei mesi scorsi. L'Europa sta andando nella giusta direzione? Beh, allora bisogna ricordare che quando è partito il Green Deal è partito con alcune prerogative che avevano spostato l'attenzione dell'industria e questo ha generato qualche problema. Facciamo l'esempio dell'automotive.
definire l'obiettivo, ridurre la CO2 è fondamentale, ma come? Entro il 2035 e prevedendo una sola forma era veramente impossibile. Per cui da sempre come Confindustria abbiamo sostenuto il tema della neutralità tecnologica e quindi arrivare per altri obiettivi oltre a quello elettrico. L'altra cosa è il tempo, bisogna dare tempo alla trasformazione delle industrie, quindi cooperare anche con le imprese, con le industrie che devono mettere a terra progetti per dare risposte su questi temi. Sostenibilità, cambiamenti climatici, sulle imprese c'è un nuovo obbligo, quello delle polizze catastrofali, contro le catastrofi. È un nuovo obbligo sostanzialmente, è un nuovo aggravio per le imprese. Sicuramente sì, questo è l'ennesimo costo che viene spostato a capo delle imprese, che su questo si aspettano invece che ci sia un'azione di prevenzione su queste cose. Quindi anche il tema delle vasche di laminazione, la manutenzione fatta nei corsi dei fiumi, l'attenzione proprio al territorio, il monitoraggio è una cosa che non spetta alle imprese, ma le conseguenze di quello che stiamo vivendo e che succede ormai ogni anno purtroppo vanno come costi verso le aziende e quindi non ritengo sia corretta questo nuovo provvedimento. Quindi, anziché aggravare la situazione delle imprese, magari puntare anche su quella che è la manutenzione non solo straordinaria ma anche ordinaria del territorio. Sì, io penso che in questo Paese parlare di manutenzione non ci sia la giusta attenzione, è un tema fondamentale e bisogna tenerlo a mente, ma deve essere una cosa che non può essere delegata ad altri. Ecco, i nostri territori hanno bisogno di portare l'attenzione sulla manutenzione e sulle opere necessarie per fare prevenzione. Grazie Presidente Carron, il messaggio è molto chiaro. Direttore, così come molto chiaro il messaggio, e ci lasciamo con questo, del sindaco di Milano Beppe Sala, che è arrivato da pochi minuti, lo abbiamo intercettato, che parla di Olimpiadi. Sala fino a qualche minuto fa era in call, aveva in corso una call con la Fondazione Milano Cortina e altri interlocutori. Dice una cosa precisa: i cantieri per le Olimpiadi procedono, la tempistica è rispettata, ma mancano i fondi. Ti lascio con le parole di Beppe Sala e da Mogliano è tutto. Questo è un territorio che ospiterà al pari di Milano fra un anno le Olimpiadi. Secondo lei è tutto pronto? Il territorio è pronto? Guardi, eravamo proprio adesso in una riunione, io lo seguivo in video con il CDA della Fondazione, con i soci. Sui tempi siamo a posto, bisogna mettere a posto qualcosa sui fondi, perché come sempre fino all'ultimo mancano sempre un po' di fondi. L'ho visto già in Expo, poi alla fine le formule si trovano con la collaborazione di tutti, ma sui tempi per gli impianti ci siamo. Sindaco di Milano, al microfono è Cristian Arboit e il nostro operatore Edoardo Paris. Adesso andiamo a Tombolo in diretta da Chiara Gaiani e Andrea Benetti, perché i cittadini al 1° aprile resteranno senza il medico. A te, Chiara, come succede purtroppo in tante province, in tante città, in tanti paesi. A te, Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Tombolo con il sindaco, che ringraziamo, Luca Frasson. Prima di sentire il sindaco, però, direttore, ti farei sentire la telefonata che è arrivata alla nostra redazione da un cittadino che ci ha chiesto aiuto. Quindi vi propongo il servizio che abbiamo realizzato con un cittadino proprio di Tombolo che ci ha contattati per raccontarci che cosa stanno vivendo. Sì, buongiorno, sono un semplice cittadino, abito in provincia di Padova, a Tombolo, e c'è una situazione dei medici che è assurda, siamo due comuni vicini e l'ultima risposta è stata che non ci sono medici e purtroppo mi devo andare dalla guardia medica su un ospedale o Cittadella o Castelfranco Veneto. Ma un singolo cittadino deve andare dalla guardia medica
Perché non c'è un medico fisso, punto di domanda? Ha lasciato un messaggio alla nostra redazione e noi lo abbiamo ricontattato. Luciano Bertollo vive a Tombolo e dal 1° aprile, come vedete in questo messaggino, non avrà più un medico di famiglia. 2 anni fa il nostro medico di famiglia è andato in pensione, come si per legge. È arrivato un dottore, il dottor Bernardi, per 6 mesi, perché aveva detto che rimaneva per 6 mesi, adesso è arrivato un altro sostituto per 6 mesi e adesso il 30 di marzo non è più disponibile per seguire le persone e non c'è più nessun medico disponibile e ci hanno detto di rivolgersi alla guardia medica diurna di Cittadella, che l'hanno messa giù apposta per le persone che hanno questi disguidi, questi problemi. La mamma di Luciano è anziana e ha bisogno di essere seguita. La preoccupazione per Luciano Bertollo è grande. Al distretto sanitario dove si è presentato di persona la risposta è stata questa. In distretto, ho provato ad andare la settimana scorsa, mi ha detto che ci sono dei problemi grossi non solo nel comune di Tombolo ma anche in quello di San Martino di Lupari, che è difficile dare una soluzione a breve, che mi devo rivolgere alla guardia medica diurna. Io sono un singolo cittadino, pago le tasse e tutto quanto, è una cosa assurda, soprattutto al nord Italia. Ecco, avete sentito dalla voce del cittadino di Tombolo anche l'esasperazione, anche la preoccupazione, una preoccupazione condivisa da tanti. Io e il collega Andrea Benetti siamo stati quasi, tra virgolette, in maniera bonaria, asseriti da alcuni cittadini. Vi faremo sentire le loro voci questa sera, proprio preoccupati dal 1° aprile, sono senza medico, soprattutto gli anziani sono totalmente disorientati e tantissimi bussano alla porta del sindaco, qualcuno anche piuttosto arrabbiato. Fondamentalmente hanno ragione, è una preoccupazione che ho anch'io personalmente. Sono il primo cittadino, ma sono comunque anch'io un cittadino del comune di Tombolo e un residente del comune di Tombolo, per cui è un problema che tocca anche me come persona, la mia famiglia per esempio. Purtroppo mancanza di medici, vanno in pensione e non c'è ricambio. Non stiamo qui oggi a dover trovare quali sono i motivi o le cause di tutto questo, però io posso dire ai miei cittadini che c'è un filo diretto tra l'amministrazione, il sottoscritto, il sindaco e la direzione dell'ULSS 6, la quale si sta impegnando per cercare di trovare delle soluzioni che purtroppo non sono facili. Giusto questa mattina sono stato almeno un'ora al telefono con il direttore dell'ULSS, dottor Ciuffreda, con il quale stiamo già tentando di mettere in campo delle soluzioni e stiamo tentando di fare dei ragionamenti su Tombolo. Devo dire però che il problema non è solo a Tombolo, ovviamente io devo guardare al mio paese, ma è un problema diffuso, tutti i comuni limitrofi e non solo vivono questo problema al giorno d'oggi. Ecco, noi abbiamo sentito i cittadini che ci hanno detto alcuni medici hanno rifiutato di iscriverci perché non vogliono andare sovrannumero, quindi insomma soprattutto un anziano si trova davvero disorientato. Un cittadino mi ha detto proprio ironicamente: ci fanno un bel pesce d'aprile, dal 1° aprile però si parte così. Ho letto anch'io le lettere che sono arrivate ai cittadini, sulle quali la soluzione è quella di con la guardia medica che solitamente fa il servizio notturno trovare anche una soluzione diurna. Questa può essere una soluzione che va bene per le persone giovani che frequentano poco e hanno pochi rapporti fortunatamente con i medici di base. Per le persone più anziane oppure afflitte da disabilità o problemi più gravi è un problema evidente, perché manca il rapporto con il medico, manca la sicurezza di avere un confronto continuo con il medico di base, e quindi dobbiamo capire come risolvere la situazione. Non sarà facile, ci vorrà un po' di pazienza, ma da parte nostra il lavoro è continuo. Ecco. Avete già un incontro con l'ULSS? Abbiamo un incontro, ripeto, ne ho già avuti, ci sono telefonate, rapporti continui con l'ULSS, ci sono scambi di mail, un confronto sano. Io non sono mai per la critica, perché sarebbe facile dire ma questo è un problema dell'ULSS, io mi tiro indietro, faccio un passo indietro. No, dobbiamo tentare di avere un confronto costruttivo per cercare di unire le forze e trovare una soluzione sicuramente. Ecco, noi questa è una vicenda ovviamente che continueremo a seguire. Ringrazio Luca Frasson, sindaco di Tombolo, ed Andrea Benetti, il collega tecnico che ha seguito con me la diretta. La linea direttore può tornare allo studio. Grazie molte, grazie a Chiara Gaiani. Oggi in regia Francesca Pezzo e Toni
Esposito. Andiamo avanti con la cronaca, un'operazione della finanza di Padova che ha sgominato un giro di false fatture per quasi 15 milioni di euro. 7 indagati dalla procura di Rovigo, sequestrati beni per quasi 5 milioni di euro. Attraverso una fitta rete di legami, di parentela e con l'aiuto di legali rappresentanti compiacenti avevano messo in piedi un sistema di false fatture emesse da aziende cartiere con sede nelle province di Crotone, Parma, Reggio Emilia e Verona e così detraevano l'IVA per prestazioni inesistenti. Sono 7 le società impiegate nella realizzazione di edifici con sede tra Solesino e Stanghella, indagate dalla Procura di Rovigo dopo l'indagine della Guardia di Finanza di Padova ed Este, iniziata nel 2023, che ha portato al sequestro di beni per 4.800.000 euro. Si tratta di fatture false per un importo totale di 14.800.000 euro. Le aziende cartiere erano tutte intestate a familiari dei titolari delle imprese indagate, che richiedevano contratti di noleggio di attrezzatura edile mai esistita. Questo sistema di false fatture, messo in atto tra il 2019 e il 2022, ha permesso di generare un credito IVA di circa 2,5 milioni di euro da utilizzare per compensare i contributi INPS dovuti alle aziende datrici di lavoro a favore dei propri dipendenti. Così le società, oltre a risultare in regola con i contributi INPS dei dipendenti, riuscivano ad essere competitive anche nelle gare d'appalto per lavori privati e in questo modo però truffavano l'erario e anche l'INPS. Sempre in attività le fiamme gialle sul nostro territorio, il servizio di Valentina Visentina. Adesso vediamo dei controlli di polizia nel Bassanese. 2 giorni di controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato di Bassano. Numerosi gli automobilisti verificati, ma nel mirino degli agenti anche luoghi sensibili, come ad esempio un parco pubblico dove erano stati segnalati strani movimenti. In totale sono 4 i giovani trovati in possesso di droga e segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di un rosatese di 23 anni trovato in Viale Venezia a Bassano con 1 grammo di hashish, 2 cittadini di Cassola, una 24enne che nell'auto nascondeva più di 2 grammi di marijuana e un minorenne di 17 anni fermato al parco pubblico Ugo Foscolo con oltre 1 grammo di marijuana. Sempre nell'area verde è stata trovata anche una ragazza 23enne che nascondeva dell'hashish. Il tema della diffusione della droga tra i giovani sta assumendo livelli preoccupanti e proprio per questo la polizia sta mettendo in atto tutta una serie di attività specifiche di controllo del territorio, fa sapere il dirigente del commissariato di polizia di Bassano, Carlo Dalla Costa. Nell'ambito dell'attività di verifica sono stati individuati anche alcuni automobilisti non in regola. Un 26enne residente in Valbrenta guidava con una patente colombiana già ritirata. Un bassanese di 25 anni circolava con l'auto senza assicurazione e senza revisione e sono scattate sanzioni per 4.000 euro. Dovrà pagare quasi 900 euro di multa anche un'altra automobilista risultata senza assicurazione della macchina. Servizio di Monica Smiderle, i titoli del Corriere delle Alpi: annegò in vacanza travolta dall'onda anomala e una bellunese morì nel comune di Praiano in provincia di Salerno, condannati il sindaco e lo stesso comune. E poi la Pasqua sugli sci a Cortina e Arabba, ma cominciano a chiudere gli alberghi. C'è neve, ma intanto gli alberghi stanno chiudendo. L'escort che raggira il cliente. Questa bambina è figlia tua, aveva detto, è stata condannata per truffa. Il rogo nella notte nella bar tabaccheria al piano terra di un condominio a Padova Ospedaletto, a Vicenza, Ospedaletto, evacuati tutti gli alloggi sovrastanti invasi dal fumo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme in questo bar tabaccheria della piazza principale del quartiere Ospedaletto si sono sprigionate nella notte verso le 3. A svegliare i residenti del condominio sovrastante è stato però il fumo denso e acre che ha invaso gli appartamenti, costringendo tutti a fuggire per mettersi in salvo. Madonna, guarda che fumo! Ma in casa sarà un disastro dentro casa. Sono amministratrice del condominio, stamattina siamo stati svegliati in questo bel modo e adesso vediamo come procedere per sistemare tutto. Difficile fare la conta dei danni anche perché purtroppo con la proprietà non c'è grande collaborazione, nel senso che non si fanno mai vivi e quindi
abbiamo una situazione già abbastanza complessa in generale. Sicuramente un appartamento è coinvolto, è stato sigillato, sequestrato e dichiarato inagibile qualche stanza, adesso valutiamo come procedere. Questa mattina infatti erano già lavori tecnici che hanno messo in sicurezza statica il laterizio del solaio dell'appartamento più danneggiato dalle fiamme. Fortunatamente almeno non ci sono stati feriti. L'esercizio commerciale di via Girotto era chiuso da mesi e inizialmente i primi residenti che si sono accorti di quanto stava accadendo avevano pensato che il fumo che aveva iniziato a propagarsi fosse del tipo anti-intrusione. Le fiamme spente dai vigili del fuoco arrivati con 2 squadre hanno devastato il locale pubblico, arredi e attrezzature. Sul posto già nella notte per indagare e chiarire le cause dell'innesco sono arrivati anche gli equipaggi delle volanti della questura. Il quadro descritto appare contestualizzato in una situazione complessa. Sì, è una situazione abbastanza difficile, l'attività era chiusa già da un po' di tempo, ci sono segnalazioni di vario genere, quindi è tutto in divenire, diciamo. Servizio di Daniele Garbini, restiamo a Vicenza per gli ordigni della Seconda Guerra Mondiale ritrovati nei cantieri dell'alta velocità. C'è stato un vertice in prefettura con gli amministratori della tratta vicentina interessata dal nuovo tratto dell'alta velocità. Vediamo. Ritrovamenti di ordigni della Seconda Guerra Mondiale frequenti nei cantieri in cui si lavora per far avanzare l'alta velocità. Emblematico il caso di Montebello Vicentino, che si trova a dover affrontare il 4º Bomba Day in soli 3 anni. Un vertice in prefettura con gli amministratori dei comuni interessati alla tratta vicentina della TAV, da Vicenza ad Altavilla, da Creazzo a Brendola, per far luce su come si possano ridurre al minimo i disagi per i cittadini, scongiurando frequenti Bomba Day con conseguenti evacuazioni e limitazioni per la viabilità. E le bombe sganciate durante la guerra sono in quella zona lì tantissime, perché solo a Montebello ne hanno sganciate 300 e passa, e Brendola è lo stesso, Altavilla uguale, quindi poi se andiamo a pensare a Vicenza ce ne saranno migliaia di bombe sganciate, quindi vedendo anche la procedura che loro hanno, una programmazione vera e propria è impossibile, quindi durerà la durata del cantiere, quindi sarà un anno che speriamo se ne ritrovino il meno possibile. È evidente che il disagio che creano i cittadini è notevole. Brendola per ora abbiamo avuto pochissimi problemi, però il traffico che poi si riversa sulle 500, sulle 11 lo subiamo anche noi. È evidente che qui a questo punto deve essere anche da parte degli enti sovraordinati, quindi Regione, Stato o gli enti che fanno i lavori, di dare qualche ristoro a questi cittadini che sono chiamati ogni 15 giorni ad uscire dalle loro case. Tra i problemi sul tavolo anche il reperimento di volontari per la gestione dei Bomba Day. Abbiamo chiesto noi come amministratori dei vari comuni interessati in fase di ritrovamento di ridurre un po' le tempistiche, perché abbiamo detto tutti che le varie tempistiche del disinnesco portano disagi oltre che dei costi per tutti, in primis per i cittadini. Noi come amministratori chiediamo un aiuto alla Regione, dopo la Regione chiederà aiuto a chi di dovere, perché anche il volontario stesso comunque lo devi un minimo pagare. Sai, finché c'è un Bomba Day, ma adesso diventa frequente la cosa, in prospettiva anche che entriamo a Vicenza, dove lì di bombardamenti ce ne sono stati tanti, quindi per calmierare un po' questi costi che noi amministrazioni ci troviamo ad affrontare. Avremo modo di incontrarci ancora spesso, penso, da qui ai prossimi anni, finché non finiranno il cantiere, perché con l'avanzamento fanno la ricerca sistematica degli ordigni e quindi ne verranno trovati altri. E il sindaco di Montebello Vicentino Magna Bosco ha chiesto al 4º Bomba Day indennizi per i cittadini. Il problema principale riguarda i nostri cittadini, queste 120 persone che per la 4ª volta devono essere evacuate, quindi disagi, costi, perché ci sono anche dei costi da sostenere. Infatti anche in questa riunione l'ho fatto ben presente, e chiedendo anche l'aiuto da parte della Regione, che in qualche maniera ci sia un aiuto ai nostri concittadini, anche un segnale per far capire che non sono abbandonati ma che le istituzioni sono presenti. Ristori per far fronte ai disagi di chi sarà evacuato, in sostanza
È quanto chiede il primo cittadino di Montebello Vicentino. Per i residenti, stavolta saranno 120, che il 13 aprile affronteranno il quarto Bomba Day in meno di 3 anni. L'area delle operazioni avrà un raggio di 468 metri per mettere in sicurezza la zona e rimuovere l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale trovato nel cantiere TAV, a circa 150 metri dall'area in cui vennero ritrovati i precedenti 2 ordigni. Cittadini che dal mattino al primo pomeriggio lasceranno le loro abitazioni. Sarà chiuso il tratto autostradale tra Montebello e Montecchio e nella Domenica delle Palme a preoccupare sarà anche la viabilità, che necessariamente si riverserà sulle strade cittadine. Disagi necessari ai fini dell'incolumità e della sicurezza, ma che si ripetono per la 4ª volta. Abbiamo chiesto comunque un aiuto economico, adesso stiamo valutando qualche ipotesi particolare per la giornata del 13 aprile, perché è evidente che uscire di casa alle 7:30 di mattina e ritornare al primo pomeriggio non è il massimo, hai dei costi per il pranzo e comunque dei disagi, non è così semplice e non sai neanche dove andare a queste ore del mattino. Una volta va bene, 3 volte in poco più di 4 mesi comincia a diventare veramente pesante e stressante. E in qualche modo meriterebbero indennizi anche i conducenti dei mezzi pubblici di Treviso dell'azienda MOM, perché vengono continuamente aggrediti dai passeggeri. L'ultimo caso, un ragazzo di 23 anni che, sorpreso senza biglietto, ha spruzzato sull'autista del bus dello spray urticante. Voleva salire sul bus della MOM della linea Mestre-Treviso senza avere il biglietto. Un giovane 23enne colombiano ha iniziato a discutere con l'autista del mezzo, che si è rifiutato di farlo entrare. Il ragazzo, per tutta risposta indispettito, ha spruzzato all'indirizzo dell'autista dello spray urticante, che poi ha coinvolto anche una quarantina di utenti che erano all'interno del mezzo. L'episodio si è verificato presso la fermata in piazza Duca d'Aosta, Mogliano Veneto. Dopo l'aggressione, il giovane si è dato alla fuga. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei passeggeri e dell'autista. Quest'ultimo è stato anche soccorso dal personale del SUEM 118. Per fortuna l'intervento tempestivo della stazione dei carabinieri di Mogliano ha consentito di identificare subito il soggetto, che poi, una volta rintracciato nella sua abitazione, ha opposto resistenza e quindi è stato arrestato. I militari sono riusciti a risalire al ragazzo grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso il gesto del 23enne. Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la bomboletta di spray urticante. L'arrestato deve rispondere dell'accusa di resistenza pubblica ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto illegale di strumenti atti ad offendere. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di un autista di bus. Gli autisti giustamente fanno il loro lavoro, stanno facendo sicuramente un grosso lavoro per quanto riguarda anche il rispetto delle regole, e questo non viene però compreso dagli utenti, che in maniera anche arrogante tentano di evadere il pagamento del biglietto, rivalendosi poi appunto sull'autista. L'arresto è stato convalidato, il 23enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Servizio di Daniela Sizzia, e parliamo tutti i giorni di ladri, truffatori, borseggiatrici, scippatori. Oggi ci tocca parlare anche di un esibizionista in azione nel Parco dello Storga a Treviso. Lo spavento mi è venuto quando, pensandoci, ho realizzato che era la stessa persona che ho visto prima al curvone, all'inizio ancora della passeggiata, e il pensiero che ho io, che sono stata seguita fin dal parcheggio quando sono arrivata. La passeggiata rilassante in mezzo alla natura con il cane dopo il lavoro diventata invece un incubo. Una signora è stata seguita per 20 minuti al Parco dello Storga da un uomo di mezza età che ad un certo punto, una volta addentrato nel bosco, ha mostrato i propri genitali. Il fatto intorno alle 16. Dopo un po' che ero dentro, forse 5-7 minuti, e vedevo che dal curvone che ho lasciato alle spalle si affacciava un uomo. Io non ho destato nessun sospetto, pensavo semplicemente che magari anche quella persona aveva un cane, perciò controllava come me. Comportamenti che hanno cominciato poi a diventare sospetti fino a quando è diventata certezza. Il signore la stava seguendo. Mi sono girata e ho visto un po' indietro, in disparte, questo signore con i pantaloni abbassati.
Il movimento, diciamo, era abbastanza riconoscibile e non voglio adesso pensare male, però l'immagine che ho in testa era quella. Perciò io ho accelerato ho preso il cane, ho accelerato il passo e ho cercato di uscire subito sulla strada più principale. Ero abbastanza tranquilla perché comunque c'erano altre persone anche se in lontananza e lui poi verso il parcheggio ha girato sulla strada a destra ed è andato via, poi non l'ho visto, io ho raggiunto il parcheggio, ho caricato il cane e sono andata a casa. La decisione dopo il fatto di sporgere denuncia ai carabinieri ed è un appello quello che vuole lanciare la signora. Un episodio del genere non sai mai chi ce l'hai dietro e cosa può succedere, perciò magari un occhio di riguardo, non andarci quando è buio e magari neanche da sole. È così, bisogna fare attenzione anche al Parco dello Storga. Vediamo i titoli della Nuova Venezia. Porto Marghera, indagine sui residenti sugli effetti dell'inquinamento. L'ULSS 3 raccoglie i campioni ematici di 180 persone tra i 20 e i 50 anni per studiare l'esposizione effettiva della popolazione a sostanze inquinanti e la quantità di sostanza che viene assorbita dagli individui. E poi la notizia con cui abbiamo aperto oggi il TG, morto a 37 anni Alberto Fantin, arbitro di calcio a 5 e commerciale alla Vimar. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Reschigliano di Campo d'Arsego. Figura di riferimento per la sezione di Padova, aveva ottenuto riconoscimenti come miglior arbitro del Veneto. C'è stato un colpo all'edicola di via Sant'Antonino a Treviso. I ladri hanno sfondato la vetrina con 2 massi e hanno rubato solo carte Pokémon. Avrei quasi preferito fossero entrati in negozio durante il giorno e ci avessero minacciati di dargli le carte, avremmo avuto molti meno danni. La vetrina sfondata con 2 sassi, ritrovati poi dentro l'edicola e scuola del fumetto. Il colpo nella notte nell'esercizio di via Sant'Antonino a Treviso, davanti all'incrocio con via Venier. 2 di questi ce n'erano. A stupire è il bottino portato via dai ladri 3 confezioni di carte Pokémon per un valore complessivo di circa 150 €, ma a pesare sono i danni alle vetrine. Quando arrivano saccagnate del genere, la sensazione di disagio è parecchio invasiva. Dal buco procurato dalla vetrina sono riusciti a allungare la mano e a prendere tutto ciò che hanno reputato prezioso. Quello che mi stupisce è fare i danni del genere per carte Pokémon. Cioè non hanno toccato altro. Alle edicole arrivano misurati, perché alle edicole arrivano 1 o 2 pezzi che in pratica sono già venduti ai clienti fissi. Difficilmente ne mandano di più da poter venderne anche ad altri, quindi e lo sanno i ragazzi. I titolari sono piuttosto sicuri ad aver commesso il furto, molto probabilmente sono stati dei ragazzi. Sta spopolando infatti la Pokémon mania, tanto che, raccontano gli edicolanti, un ragazzo 25enne una volta si è inginocchiato davanti alla cassa supplicando di avere le carte bramate, offrendo anche il doppio del loro costo. Sta andando fuori di ogni logica. Su TikTok c'è gente che ti propone investimenti sulle carte o sulle TB e quindi le persone che vedono queste cose credendo di fare soldi facili, cosa fanno? Vanno a comprarseli a tonnellate per poi dopo rivenderli al doppio. Credo che sia stata più che altro una bravata, una specie di sfida giovanile con se stessi. Li vedo già a parlare, a vantarsi di aver fatto un atto vandalico simile. Dopo il colpo è stata tanta la solidarietà dei clienti del quartiere, tra chi è passato per un saluto e chi ha voluto lasciare un pensiero scritto. È stata una lettera che mi ha commosso tantissimo e ringrazio i miei clienti che sono, come ho sempre detto, una favola. Di conseguenza non avrei mai pensato questo, però quella lettera lì veramente mi ha emozionato. Sono i regali più belli che si possono ricevere. In vista del pienone estivo, ma anche in questi mesi in primavera, Jesolo comincia ad affollarsi e il sindaco ha chiesto al prefetto di anticipare l'entrata delle misure, le restrizioni e i controlli per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Vediamo.
C'è la possibilità di fare un passo ulteriore, che è quello di istituire e sperimentare le zone rosse anche nel nostro territorio. Il prefetto ha fatto questa proposta e noi la sposiamo con grande convinzione, perché non cambierà nulla per la vita delle persone per bene, quindi non ci saranno limitazioni alla libertà di movimento, ma per chi invece viene per fare confusione o per creare problemi sarà la possibilità per allontanarli dal territorio. Ci crediamo molto. Le zone rosse a Jesolo potrebbero dunque essere istituite già per Pasqua. Il sindaco De Zotti si dice favorevole, soprattutto in vista della stagione calda e non certo dal punto di vista climatico. Ovviamente sarà il Comitato di Pubblica Sicurezza diretto al prefetto a dare le disposizioni, però pensiamo che possa essere una buona scelta per l'estate, già per la Pasquetta, nelle zone sensibili della stazione degli autobus e delle zone centrali, quindi pensiamo a Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Questo a fronte di un'attività di controllo del territorio già avviata da tempo. Dal 2022 a oggi sono stati fatti dei passi avanti importantissimi. Le estati post-Covid erano complicate con i problemi della malamovida, le estati successive hanno fatto registrare dei passi avanti importantissimi col lavoro sinergico di amministrazione comunale e forze dell'ordine. E ora arriveranno le zone rosse per garantire la massima sicurezza nella località balneare. Zone rosse o meno, a Venezia è una situazione preoccupante perché sono scatenati i borseggiatori, le borseggiatrici, adesso ci sono anche le spaccate. Sentiamo Ilaria Marchiori. Le donne si sono riorganizzate, ci sono facce nuove con al seguito minorenni, a capo alcune storiche, e gli uomini sempre di più, tra cui facce nuove. Negli ultimi 3 giorni i volontari del Comitato Cittadini Non Distratti hanno sventato circa una ventina di borseggi. Nonostante questi interventi, la situazione a Venezia rimane allarmante. Non hanno più ritegno, borseggiano, le donne ci ridono dietro quando cerchiamo di fare azione di disturbo o di sventare borseggi, e gli uomini fanno paura, iniziano a fare paura anche perché ci sono bande che prima erano in 4 o 5, ora viaggiano anche 10-13 persone. Le bande di borseggiatori operano senza scrupoli, consapevoli di rischiare conseguenze minime anche in caso di cattura. Molti trovano rifugio in strutture alberghiere della terraferma, dimostrando una certa sicurezza nel muoversi indisturbati. Gli episodi di violenza avvenuti in passato, uniti alla recente conferma dell'attività di borseggiatrici, amplificano il senso di insicurezza tra cittadini e turisti, conferma Lady Pickpocket, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine. Sarà sempre peggio, sarà sempre peggio. Comunque è un ringraziamento alle forze dell'ordine perché per quello che fanno, senza mezzi, perché hanno le mani legate, cioè è vergognosa questa cosa. Devono assolutamente cambiare le leggi e quelle che ci sono devono essere applicate. Dice Ilaria Marchiori e Nicola Marcato, presentazione a Treviso dei dati di un anno di attività della casa circondariale di Santabona, ancora troppi tentati suicidi e atti di autolesionismo, ma anche la presenza nelle celle di droga e telefonini. Nel corso del 2024 la casa circondariale di Treviso ha registrato una presenza media di 235 detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza. Sono stati immatricolati 370 soggetti, 311 dei quali provenienti dalla libertà e 59 da altri sedi penitenziari. Nel 2024 si sono registrati 21 tentati suicidi e 121 atti di autolesionismo. Questa è la fotografia della casa circondariale di Santabona descritta nel 208° anniversario dalla fondazione della Polizia Penitenziaria, festeggiato nell'aula magna dell'Istituto Canossiano di Viale Europa a Treviso. Dati che sottolineano come oltre al compito di custodia per questi agenti si affianchi quello di prevenzione di atti estremi. I dati sono indubbiamente impressionanti, ma senza la sensibilità umana e professionale dei nostri agenti e dei loro provvidenziali intervento, spesso decisivi nella prevenzione di tali gesti, i numeri sarebbero ancora più elevati. Un carcere dove la quotidianità è anche individuare droga e telefonini. Lo scorso anno il comando della casa circondariale di Treviso ha trasmesso alla locale procura 70 informativi di reato. Sono stati eseguiti 10 sequestri, 4 di sostanze stupefacenti e 6 di telefoni cellulari. Un impegno costante quindi della Polizia Penitenziaria nel mantenimento di un equilibrio tra sconto della pena, riabilitazione e atti di violenza, come quello accaduto qualche giorno fa, che per il direttore è un segno dei tempi. Ultimamente assistiamo in tutta la società
a una estremizzazione degli comportamenti, e quindi noi non ne siamo purtroppo estranei. Per fortuna abbiamo un corpo di polizia professionale che sa contenere questi episodi. E proprio per sottolineare l'impegno della polizia penitenziaria all'interno di Santabona, che al termine della cerimonia sono stati consegnati encomi e benemerenze a 5 agenti che si sono distinti nell'attività quotidiana. Insomma, Santabona non è un'isola a sé stante. No, è un'isola di un arcipelago in cui c'è la piazza Maggiore, ci sono i vicoli, è comunque un quartiere della città. Ci chiede nuovamente la linea Christian Arboit dal convegno di Confindustria sulla sostenibilità. A te, Christian. Sì, direttore, per un rapido focus sui dazi. Non potevamo non parlare di dazi, abbiamo parlato di inquinamento, di ambiente, di transizione ecologica, di riarmo, di Olimpiadi, con le parole che ci sono state affidate dal sindaco di Milano Beppe Sala, ma non possiamo non parlare di dazi in un momento cruciale e drammatico per l'economia europea. Nelle scorse ore il nuovo annuncio, la conferma di Donald Trump, il 25% dei dazi sulle auto importate negli Stati Uniti d'America, un colpo micidiale, perlomeno così si preannuncia, per l'industria europea. C'è panico evidentemente tra gli imprenditori, ne parliamo con un'imprenditrice bassanese, presidente della Fondazione Relazionesimo, Katie Panni, e con Andrea Ferrazzi, che non ha certo bisogno di presentazioni. Katie Panni, possiamo parlare di panico tra gli imprenditori? Parliamo di panico, parliamo di paura. Io vorrei fare un passaggio dicendo che l'imprenditore non deve farsi prendere dal panico, perché fa l'imprenditore, e deve aspettare che le acque si fermino per capire poi le azioni, altrimenti rischiamo di prendere delle azioni nell'immediato, nel mal di pancia, ma col mal di pancia lo sappiamo benissimo che non si vede, non si fa visione e non si guarda verso il futuro. Lo sappiamo le dinamiche dei dazi, mi sembrano quei giochi dei bambini che metto l'elemento entro a gamba tesa e cambio le dinamiche, ma per quale ragione? Perché? Chi ne porta a casa e chi ne rimette? Stiamo distruggendo dei sistemi semplicemente perché delle persone hanno delle uscite pazze. Quella di Trump è un'uscita folle, pazza. È un'uscita folle, però siccome non è un folle, io penso che non sia un folle perché gli americani non sono pazzi, non hanno votato un folle, c'è un motivo diverso. Qual è la dinamica che vuole cambiare? Dove vuole arrivare? Questa è la domanda che io come imprenditrice mi sto facendo, al di là del panico odierno. Ma si è data una risposta? Non ancora, non ho ancora tutti gli elementi, se non che mi hanno insegnato che la mia libertà finisce quando inizia la libertà di un altro. Se questo è il punto, mi hanno insegnato anche che nasciamo per il bene, l'economia è prendersi cura. Se mi prendo cura, devo prendermi cura non perché creo un danno a qualcun altro. Quindi è questo, devo capire quali sono gli elementi, se sono degli elementi di, passatemi il termine forte, dittatura, perché voglio governare, ma non ho la conoscenza. La chiave è la conoscenza e la relazione. Possiamo mettere insieme tutte le conoscenze che abbiamo entrando in relazione tra di noi. Follia o non follia, resta un problema serio per le imprese anche a nord-est. Sappiamo quanto l'automotive qui sia radicato, Ferrazzi. Beh, certamente i due paesi nei quali le imprese venete esportano di più sono la Germania e sono gli Stati Uniti. E quindi oggettivamente da questi dazi di Trump le imprese venete vengono colpite in maniera molto dura, in maniera micidiale potremmo dire. Dobbiamo fare sistema, dobbiamo opporci a questa politica sciocca. Tra l'altro io ritengo essere una politica che farà i danni all'interno degli Stati Uniti, perché non c'è dubbio alcuno che questo aumenterà l'inflazione, creerà una nuova spinta all'inflazione, all'aumento di prezzi, al costo della vita per gli americani, e tra l'altro lo sviluppo a livello internazionale una dinamica delle vendette incrociate. Lei immagini che quando Reagan nell'80, Reagan non era proprio un democratico, era un repubblicano e anche di quelli molto liberisti, ma Reagan attaccava brutalmente la politica dei dazi, non ne voleva sapere perché sapeva che sarebbe stato il primo modo per indebolire gli Stati Uniti. Questo vale a maggior ragione oggi. Quindi non farsi travolgere dalla paura e recuperare anche una dignità, una forza come impresa europea, mi diceva prima Pani. Sì, assolutamente sì, un esame di coscienza, dire qual è la direzione, dove vogliamo andare. Diventiamo europei, facciamo unione, capiamo qual è la via. Non è il gioco di più dazi io, più dazi tu,
perché poi è un markup, è solo un cambio di markup. Ma qual è l'economia che vogliamo fare? Grazie infinite Katie Panni, Andrea Ferrazzi, da Mogliano è tutto, con Alberto Pivetta, direttore, a te la linea. Di nuovo grazie a Cristian Arboit. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Tony Esposito. State con noi, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, la politica, una notizia che riguarda l'autonomia. Calderoli accelera sull'autonomia dopo il congresso della Lega che si svolgerà a Firenze il 5 e 6 aprile. Porterò la legge in Consiglio dei Ministri. Il ministro annuncia che procederà con la legge delega sull'autonomia anche senza i pareri di tutti i ministri, e sul congresso della Lega è categorico: nessun rivale per Salvini. C'è una notizia qua sotto la testata Il Nord-Est. Rita Pavone, 79 anni, vive sola a San Biagio di Callalta, quindi qui vicino, ammesso che non sia una fake, l'andremo subito a scovare. Allora, poi c'è la questione del Consiglio regionale e di quanto è successo in questi giorni. C'è uno scontro sul famoso manifesto di Ventotene all'interno di Fratelli d'Italia, perché tutto il Consiglio regionale ha votato favorevolmente a una mozione sui valori del manifesto di Ventotene, riferendosi soprattutto al federalismo, all'unione, all'Europa dei popoli, ma contro questo voto ha tuonato da par suo Gio Formaggio. Gio Formaggio non era d'accordo, pare che ci siano state anche delle urla, il capogruppo Luca Spavanetto ha tentato in qualche modo di rimediare, poi la frattura è stata sanata, ma in ogni caso insomma c'è stato questo scontro all'arma bianca all'interno del Consiglio regionale. E invece cosa succede a Bassano del Grappa? C'è la questione dei vigili in Consiglio comunale e dell'Unione, c'è lo spauracchio del numero legale, la maggioranza reggerà? Sono domande che si pongono i nostri colleghi. Sentiamo. Se fino a ieri, per provare a immaginare i possibili scenari del Consiglio Comunale di giovedì, serviva giocarsi la tripla in schedina, a poche ore dall'appuntamento si passa a un altro gioco, quello della conta. Già, perché servirà proprio contare i presenti per poter capire se l'amministrazione e il progetto di uscita della polizia locale dall'Unione Montana passeranno indenni il campo minato preparato dalle opposizioni e da una parte di Fratelli d'Italia, che questo progetto proprio non vuole digerirlo. Ma perché servirà fare la conta? Semplice, perché una delle strategie politiche per far saltare il progetto di Nicola Finco è legata al numero legale dei presenti. In poche parole, ipotizzando che giovedì ci saranno 24 consiglieri, la linea Finco passa se la maggioranza vota sì, quindi parliamo di 13 voti. Ma attenzione, se dall'aula dovessero uscire gli 8 consiglieri di minoranza più 4 esponenti di Fratelli d'Italia, allora c'è il rischio che il numero legale scenda da 24 a 12 e con 12 consiglieri salta tutto. Non è solo un tema politico, ma è appunto un tema di sicurezza legato anche appunto ai servizi che diamo ai cittadini. Qui si tratta appunto di un servizio che vogliamo garantire ai cittadini, un servizio che deve essere migliorato rispetto alla situazione attuale, quindi è chiaro che in queste ore ci stiamo parlando per riuscire insomma a far passare il provvedimento. Dialogo ancora aperto dunque all'interno della maggioranza. Voci e spifferi in queste ore si rincorrono come quelli che sussurrano di forti pressioni politiche provenienti dall'esterno proprio nei confronti dei consiglieri di maggioranza. E qualora fosse vero, ci si chiede cosa potrebbe esserci dietro a così tanta ingerenza da parte di forze esterne all'amministrazione.
Davanti a questo scenario, intanto, l'opposizione si sfrega le mani. Il voto di domani sarà comunque particolarmente sofferto. Mi auguro che ci sia chiarezza, ecco, che non ci siano tentazioni anche dai banchi della minoranza di fare soccorsi a una maggioranza che è in difficoltà, magari in vista di qualche altra partita che potrebbe aprirsi in futuro. L'ex sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, al microfono di Alex Giuliano. Restiamo a Bassano, sempre per la vicenda del Tribunale, l'apertura del Tribunale della Pedemontana, che i bassanesi, non solo i bassanesi, attendono da anni, e interviene su questa vicenda Carmelo Ruberto, che è l'ultimo procuratore capo che ha lavorato a Bassano del Grappa. Tribunale della Pedemontana sotto assedio prima ancora di nascere. Tanti interessi in ballo, ma ci sono delle motivazioni forti per riaprirlo. Senz'altro, secondo me, nella mia opinione, senz'altro. Nessun dubbio, Carmelo Ruberto, l'ultimo procuratore di Bassano prima della chiusura del Palazzo di Giustizia, si schiera a favore del progetto di apertura del Tribunale della Pedemontana e motiva le ragioni di questa presa di posizione ripercorrendo gli eventi del 2012-2013 e soprattutto la costruzione della nuova cittadella, capace di offrire alla giustizia bassanese la possibilità di guardare ad un allargamento del territorio di competenza. Già allora se ne parlava. Noi eravamo perfettamente consapevoli di essere un piccolo tribunale, però di grande potenzialità attraverso questa struttura, a beneficio, ampliando il circondario, a beneficio dei circondari limitrofi Padova, Vicenza e Treviso, che notoriamente sono tribunali i cui magistrati lavorano molto, devono lavorare molto per il grande lavoro che c'è in essi. Viene riattualizzato ciò che poteva essere realizzato già 12 anni fa. Questo è il punto. Per cui io sono veramente a favore, perché sarebbe un controsenso buttar via, buttare a mare queste potenzialità. I benefici per i tribunali di Padova, Vicenza e Treviso sono evidenti, continua Ruberto, anche perché il Ministero punta su nuove assunzioni. A me pare che in questi tempi si stiano facendo molti concorsi, uno ogni anno, per il reclutamento e la formazione di nuovi magistrati. Queste sono forze giovani che possono aiutare in una zona dove c'è una massima concentrazione di imprese manufatturiere, artigianali, anche agricole, qual è Bassano del Grappa. Insomma, avere un tribunale che abbracci però una zona molto più ampia di territorio, a beneficio, dico non a scapito, a beneficio dei circondari che ho citato prima, Padova, Vicenza e Treviso, io penso che sia una cosa buona. Una bolletta da infarto, potremmo dire, da 17.000 euro per Giampaolo, artigiano 85enne, che poi dice al Gazzettino forse la colpa era di un tubo rotto, ma è stato aggiustato, per cui ovviamente si vedrà se questi 17.000 euro sono effettivamente dovuti, ma ovviamente è chiaro che c'è c'è stato qualche problema nel conteggio del consumo dell'acqua. Vediamo adesso i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico che si fermano 8 ore chiedendo dialogo su salari, sicurezza e precarietà. C'è tanta rabbia. C'è rabbia e soprattutto riscontriamo anche una irresponsabilità da parte di Federmeccanica, non prendere in considerazione le nostre richieste, ma arrivare al tavolo con una contropiattaforma dove in buona sostanza non si danno risposte a quello che centinaia di migliaia di lavoratori hanno votato, ci hanno dato mandato nelle varie assemblee che abbiamo fatto in tutta Italia, noi riteniamo essere una cosa irresponsabile. Le segreterie provinciali di CGIL, CIRL e UIL di Venezia criticano la posizione di Federmeccanica, accusata di essere completamente chiusa alle richieste dei lavoratori. Per questo i metalmeccanici parteciperanno ad uno sciopero di 8 ore venerdì 28 marzo per protestare contro l'immobilismo di Federmeccanica, accusata di non voler riprendere il confronto su temi cruciali come salari, orari di lavoro, sicurezza e precarietà. Abbiamo iniziato a fare il blocco degli straordinari, il blocco di tutte le flessibilità nelle fabbriche. Abbiamo fatto una campagna di assemblee molto importante per coinvolgere tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Riteniamo
riteniamo che oggi Federmeccanica debba smetterla con questo atteggiamento irresponsabile che ha. Serve dare una risposta ai lavoratori, serve dare un contratto ai lavoratori, serve in qualche modo redistribuire la ricchezza che le fabbriche hanno, perché quella ricchezza è costruita dai lavoratori. Se insomma, noi non dovessimo arrivare a un'ipotesi di accordo sul contratto nazionale, i lavoratori metalmeccanici di questo paese si vedrebbero un aumento in giugno di quest'anno di circa 30 euro lordi, 15 euro netti. Noi riteniamo che questa sia, come si dice, un affronto a ciò che noi avevamo richiesto. Quindi noi il 28 ci troviamo nella condizione di dover scioperare ancora per il rinnovo contrattuale di 1.800.000 lavoratori di questo paese. La giornata di mobilitazione includerà anche una manifestazione territoriale che inizierà alle 9:30 dalla stazione dei treni e proseguirà fino al piazzale Donatori di Sangue, dove si terranno gli interventi dei rappresentanti sindacali e dei delegati. E noi dobbiamo adeguare i salari, dobbiamo discutere con Federmeccanica su come fare, dobbiamo ridurre la precarietà e soprattutto dobbiamo portare a casa un rinnovo del contratto nazionale che ormai è da quasi 10-11 mesi che i lavoratori stanno aspettando. Abbiamo parlato prima, avete sentito, se ne sta parlando a Mogliano, Veneto, al convegno di Confindustria dei dazi del presidente americano Donald Trump, scatteranno il 2 di aprile. Preoccupazione ma non rassegnazione da parte degli imprenditori vinicoli. Sentiamo. Oggi per ribadire che il Prosecco è un blocco unico, i tre presidenti sono uniti insieme in un momento di difficoltà come questo. Dobbiamo essere uniti, l'unione fa la forza, siamo qui per dimostrare ancora una volta che il sistema Prosecco è unico. Se c'è un lato positivo sui dazi minacciati da Trump per l'agroalimentare italiano è quello di aver compattato il mondo Prosecco. Dazi che, come ha sottolineato sia il capo dello Stato Mattarella che il presidente del Veneto Zaia, faranno male a tutti, chi vende e chi compra. Così, dopo la lettera inviata al ministro dell'Agricoltura segnalando il blocco degli invii di bottiglie negli Stati Uniti, i tre presidenti di consorzi si sono ritrovati nella sede della DOC di via Calmaggiore a Treviso con gli altri attori dell'universo Prosecco. L'unione di intenti che soprattutto nei Vinitali degli scorsi anni ha cercato di concretizzare un'unità tra produttori che ora proprio dai dazi potrebbe avere un'accelerazione. Intanto comunque si punta a fare chiarezza sulla situazione. Si sono agitati molto gli animi, in parte per motivi seri, e cioè che non sapendo quanti dazi ci saranno negli Stati Uniti, i distributori sono in attesa di conoscerli prima di continuare con le importazioni. Quindi una fase di attesa che non significa automaticamente chiusura di un mercato che pesa in maniera differente tra i tre consorzi, ma che deve comunque vedere un unico fronte di azione. Per la denominazione Conegliano Valdobbiadene, che ha lì 3 milioni e mezzo di bottiglie e 17 milioni di fatturato circa, è comunque sensibile, anche se gli Stati Uniti sono il quinto paese per noi di export. Ma abbiamo sottolineato l'importanza economica che i dazi potrebbero avere come riflesso negativo nel nostro territorio. Sostegno dunque sia alla DOC, maggiormente esposta sul mercato USA, che alla DOCG Asolo. È vero che siamo preoccupati, non potremo non esserlo. Se quello che è stato annunciato si traducesse in fatti, qualche problema sicuramente l'avremo tutti quanti. Aspettiamo il 2 di aprile, vediamo se gli annunci di Trump saranno così. Ciò detto, non è che stiamo qui con le mani in mano, il consorzio già si è mosso da tempo, non è che abbiamo un unico paese esportatore, per fortuna stiamo guardando all'estremo oriente, in Giappone, insieme con gli altri consorzi stiamo pensando ad essere presenti all'Expo ad Osaka. Insomma, oltre al compattarsi, i dazi di Trump stanno stimolando questo settore trainante dell'economia di marca del Veneto all'apertura di nuovi mercati per evitare in futuro di subire di nuovo lo scacco al re Prosecco. Servizio di Lucio Zanatto e si è chiuso a Cortina il 58° corso nazionale per unità cinofile da valanga del soccorso alpino. Bravissima! Immagini spettacolari di Cristian Baldessari e Emanuele Stablum per Trentino Alta Formazione Grafica coronano la chiusura del 58° corso nazionale per unità cinofile da valanga del soccorso alpino che si è svolto a Cortina, 7 campi operativi dislocati tra le piste di Colgallina, dove una ventina di conduttori e i loro cani sono stati esaminati in vista del conseguimento dei brevetti. Abbiamo lavorato molto in questi anni per fare in modo da avere il top dal punto di vista cinofilo. Questo si sta avverando, quello che invece facciamo un po' fatica a portare avanti
sono un po' i numeri. Scarseggiano purtroppo le vocazioni, vuoi perché l'impegno è enorme per chi si fa carico di gestire un cane, poi per la componente tecnica che è molto esigente, per poter avere unità cinofile performanti da mettere in turno nelle basi di elisoccorso. Tuttavia i risultati sono comunque incoraggianti. A Cortina per 4 giorni si sono esercitate una ventina di unità cinofile provenienti dall'intero arco alpino. Una quarantina i volontari del Servizio regionale del Veneto si sono prestati come figuranti e in assistenza all'organizzazione della scuola regionale. 9 gli istruttori nazionali impegnati nella valutazione dei candidati. Quest'anno abbiamo anche voluto inserire all'interno di queste 4 giornate una prova in notturna con il nostro elicottero del SUEM. Si sono svolte sempre con l'uso dell'elicottero gli ultimi esami per l'ABE, cioè il brevetto che ti permette di fare il turnista nelle basi di elisoccorso. Un corso quanto mai attuale visto il costante pericolo valanghe degli ultimi tempi su tutto l'arco alpino, dove si sono susseguiti 10 distacchi che hanno causato la morte di 3 sci alpinisti oltre a numerosi travolti. Durante la 4 giorni si è tenuto l'intervento simulato con i corsisti e i soccorritori delle stazioni di Cortina e Livinallongo, a cui hanno partecipato come osservatori conduttori di Guardia di Finanza e Polizia di Stato impegnati nella ricerca in valanga. Servizio di Tiziana Bolognani, non cani ma lupi sulle colline trevigiane, l'ultimo avvistamento in pieno giorno a Colbertaldo di Vidor con alcuni esemplari molto vicini alle case e alla strada. Nella nottata precedente erano stati avvistati invece a Pianezze, a dimostrazione che questi predatori scendono sempre più verso la pianura, come ha dimostrato la predazione della scorsa settimana sul Montello a Nervesa della Battaglia, dove sono stati ritrovati morti un asino e delle pecore. Ancora predazione di lupi invece questa volta siamo a Marostica e la gente ha paura. Ancora lupi a Marostica, ancora predazioni a pochi passi dalle case di Vallonara. L'ultima, in ordine di tempo, è avvenuta poche ore fa, quando è stata ritrovata una carcassa sbranata di un capriolo all'interno dell'alveo dell'Onghella, proprio di fianco alla pista ciclabile. In quella zona il lupo è stato visto più volte nell'area del distributore e anche in prossimità dei giardini di qualche abitazione. Cittadini spaventati per una situazione che diventa giorno dopo giorno più difficile. Ennesima predazione nel nostro territorio, questa volta un selvatico di grandi dimensioni. È stata ritrovata la carcassa all'interno del torrente Longhella, nei pressi delle zone residenziali e lungo la ciclabile che collega Marostica Centro a Vallonara. La situazione continua ad essere preoccupante e attendiamo fiduciosi le istituzioni superiori che prendano una decisione. Singolare iniziativa di ambientalisti a Padova che hanno regalato al sindaco Giordani una motosega. Il Comitato Difesa Ambiente, assieme a Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi, è lieta di assegnarvi il Premio Nazionale Motosega dell'anno, in riconoscimento dell'eccezionale impegno e maestria nel campo dell'abbattimento seriale di alberi sani, secolari e ad alto fusto. Di sicuro non è un premio ambito come l'Oscar, ma la sorpresa è stata parecchia l'altra sera quando in sala anziani i comitati ambientalisti hanno consegnato il premio Motosega al sindaco di Padova Sergio Giordani ed alcuni assessori della sua giunta. Il primo cittadino ha accettato il premio non proprio di buon grado da Gianluca Stefani del Comitato Difesa Ambiente Rubano e Chiesa Nuova, che ha letto poi le motivazioni. La giuria è stata composta dai 3 platani di via Cernaia, il platano di via Montà, i 28 bagolari di via Vicenza, i 119 alberi di via Friburgo, i 12 pini del Bassanello, i 300 alberi della passeggiata Bianchini Sografi, i tigli centenari di via Falloppi e via Giustiniani, i cedri del Libano di via Sarpi e dell'Arcella, il bosco Brandina e tutti quegli innumerevoli alberelli morti dopo pochi mesi dalla piantumazione. Il siparietto è andato in scena durante un incontro pubblico della giunta con i cittadini nella sala anziani, premiati con la motosega anche l'assessore al verde Antonio Bressa, quello alla sicurezza Diego Bonavina e quello all'urbanistica Andrea Aragona, a cui è stato consegnato anche un nido a simboleggiare i tanti nidi distrutti dal taglio degli alberi.
Servizio Valentina Visentin sul premio Motosega al sindaco Giordani e alla sua giunta. Pubblicità. È salpato poco dopo le 8 del mattino da Trieste il Vespucci, molti dicono la Vespucci perché è una nave scuola, è il veliero simbolo della marineria italiana che sarà domani a Venezia per la seconda tappa del suo tour nel Mediterraneo. Finito il maquillage all'arsenale di Fincantieri nel porto di Trieste, il Vespucci è salpato questa mattina alla Volta di Venezia, seconda tappa del suo tour mediterraneo che domani, venerdì 28 marzo, avrà la propria vernice in laguna. 23 giorni di lavori di refitting per la nave scuola della Marina Militare Italiana, che il 1° di marzo era rientrata dal suo tour di 2 anni in giro per il mondo, facendo registrare 46.000 miglia percorse, 30 paesi toccati per 35 porti complessivi. Ad attenderla c'erano le centinaia di barche della barcolana Boat Parade. 45.000 le persone che nella città della Bora si sono messe in coda per salire a bordo ed hanno visitato anche il villaggio collegato dedicato al Made in Italy. Stamani invece sono stati centinaia di triestini dalle finestre affacciate sul mare a salutare il veliero con sullo sfondo il Golfo di Trieste e le Alpi Giulie innevate. A 93 anni di vita lo scafo, che ha attraversato prima tutta l'area portuale, poi il braccio di mare antistante Rione di San Vito, è tornato a mostrare tutto il fascino di un simbolo che continua a raccontare la marineria tricolore con un fascino immutato. Per la nave più bella del mondo non un addio ma un arrivederci, tenuta d'occhio sì fuori dalla diga Rizzo dai suoi consueti accompagnatori, i rimorchiatori della Trip Mare e il canto gracchiato dei gabbiani. Servizio di Marco Stabile, il capo della nostra redazione di Trieste. Questo arrivo dell'Amerigo Vespucci a Venezia. Antenna 3 seguirà in diretta gli eventi domani mattina con un'edizione straordinaria del TG a partire dalle 9. Le prenotazioni per le visite guidate sulla nave sono già tutte esaurite, si parla di 10.000 persone al giorno. Sarà quindi possibile ammirare in TV il veliero punta di diamante della Marina Militare Italiana. Vediamo. Una lunga diretta su Antenna 3 con un'edizione straordinaria per seguire la grande festa con la quale Venezia si prepara ad accogliere l'Amerigo Vespucci, il veliero fiore all'occhiello della Marina Militare. Venerdì 28 dalle 9 del mattino le nostre telecamere seguiranno in diretta gli eventi organizzati in occasione del grande abbraccio della città al Vespucci, ormeggiato in riva San Biasio dalla sera di giovedì fino al mattino di lunedì 31 marzo. Organizzate visite guidate sulla nave con una scaletta di 10.000 persone al giorno e tutti i posti sono già esauriti, a dimostrazione di quanto atteso sia questo evento dai veneziani e da tutti coloro che amano il mare. Apertura straordinaria anche per l'Arsenale, dove verranno organizzati degli incontri che racconteranno l'avventura del Vespucci. Il tour mediterraneo che la nave sta facendo dopo aver svolto un tour mondiale di quasi 2 anni ha proprio questa finalità: raccontare agli italiani come la sua ambasciatrice, l'ambasciatrice della nazione, ha portato all'estero e promosso l'eccellenza e il Made in Italy, e quindi vuole condividere ora con noi cittadini italiani che non eravamo lì i risultati di questo viaggio. Una storia, quella del Vespucci, intrecciata al legame di Venezia con il mare. Saluto una nave che ha attraversato il mondo in 2 anni e Venezia ha l'orgoglio e l'onore di ringraziare tutta la Marina Militare, i ragazzi che sono stati imbarcati 2 anni, ma soprattutto anche ricordare che è un simbolo di un'Italia che vuole raccontare se stessa nei mercati del mondo, e lo dovrà fare rapidamente, per cui questo omaggio che ha la nostra storia nautica, il ruolo di Venezia col mare, tutto il popolo che comunque va in barca, va in mare, sa quanto difficile, quanto forma di rispetto sia e quanto penso l'equipaggio apprezzerà. L'appuntamento con l'omaggio all'Amerigo Vespucci su Antenna 3 venerdì 28 marzo dalle 9. Servizio di Marta Marangon, stasera Focus alle 21:15, in collegamento Massimo Venturato e Annalisa Nalin, e in studio ci saranno Beniamino Boscolo, Luigi Calesso, Mirko Casteller, Alberto Correale, Giorgio Granello e Matteo Pressi. A stasera alle 21:15 con Focus. Grazie molte a Francesca Pezzo e a Tony Esposito in regia e buona giornata.